Bentrovati dalla vostra terza pagina, edita dall'emittente che si preoccupa di informarvi su quello che succede nel vostro ambito territoriale. Un lavoro complementare all'informazione nazionale, almeno altrettanto importante però. E appunto raccogliendo dalla nostra cronaca locale, vi sarebbe che in questi giorni è successo qualcosa di molto bello dal punto di vista culturale, che riguarda appunto l'ambito universale concesso alla cultura, riguarda tutti. In una delle capitali dei colli divenuti da pochi anni patrimonio dell'umanità UNESCO, Conegliano, come detto in questi giorni si è svolto un evento serata in occasione della presentazione del volume di Giorgio Fossaluzza, Gli affreschi della scuola dei battuti di Conegliano, che si trovano presso l'antica collegiata del Duomo in pieno centro città. Un gran bel progetto sinergico tra comune, Rotary Club e parrocchia per rendere lo scrigno d'arte della Sala dei Battuti ancora più prezioso e lavoro che merita la massima visibilità. Vedrete che meraviglia, che storia. Non è forse nostro dovere, avendone la possibilità, fare la nostra parte e dispiace avere dei limiti, non poter fare di più per esaltare la bellezza di un patrimonio che è di tutti noi, dal nord al sud, dall'est all'ovest del paese. Quello che possiamo fare, almeno nell'ambito della cultura, ci fa ben sperare per un futuro di pace. Almeno sperare, almeno questo. E infatti questo prestigioso sito qualche anno fa, sempre grazie all'amministrazione comunale e alla parrocchia, ha ospitato gli allora studenti della Scuola Superiore di Musica di Sua Maestà la Regina Sofia di Spagna. Il quartetto che vinse il primo premio della scuola e tra essi il primo violino, peraltro di Conegliano, ecco il motivo della presenza del quartetto. Paolo Tagliamento, allievo della grandissima Anna Ciumacenko, che vinse il primo premio da violino solista. Vennero premiati e venne premiato personalmente proprio da Sua Maestà la Regina Sofia di Spagna. E per dare il segno del prestigio della Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina Sofia, la borsa di studio per poter frequentare quella prestigiosa scuola fu offerta a Paolo da John Elkann, proprio il nipote di Gianni Agnelli, divenuto lui stesso presidente della Fiat ed in seguito amministratore esecutivo di FCA. E per la terza pagina, l'Elzeviro della cultura della vostra emittente, gli Handel de Puertos del Estado, quartetto d'archi della Escuela Superior de Música Reina Sofia di Madrid, nella formazione con Paolo Tagliamento al violino, Mohamed Hiber al violino, Rachel De Benito alla viola e David Martin al violoncello. Questo è il programma che vi verrà proposto tra poco, di Franz Josef Haydn, il quartetto numero 66, opera 77, Ob 3, 81, Lobkowitz, e di Ludwig van Beethoven, il quartetto numero 9, opera 59, numero 3, Razumowski. Buon ascolto.
Una importante preghiera è quella di cercare di non interrompere la magica concentrazione dei ragazzi mentre stanno suonando. Applaudiamo soltanto alla fine, grazie.
Paolo Tagliamento, Mohamed Heber, Raquel De Benito e David Martin di Handel, Puerto del Estado. Un ultimo applauso.
Abbiamo appena ascoltato per la terza pagina del Ziviro della cultura della vostra emittente gli Händel de Puertos del Estado, il quartetto d'archi della Escuela Superior de Música Reina Sofia di Madrid, formato da Paolo Tagliamento al violino, Mohamed Hiber al violino, Rachel De Benito alla viola e David Martin al violoncello. Ci hanno portato di Franz Josef Haydn il quartetto numero 66, opera 77, Ob 381 Lobkowitz, e di Ludwig van Beethoven il quartetto numero 9, opera 59, numero 3 Razumowski. Grazie e alla prossima puntata.